L'8 di febbraio a Venezia sarà sciopero, dalle 10 alle 13. Lunedì di Passione il prossimo con la doppia manifestazione tra Venezia e Mestre per lo sciopero proclamato dai dipendenti CTV e Vela. A seguito dell'adesione della protesta per il rinnovo del contratto nazionale e anche per la disdetta dichiarata in maniera unilaterale dal gruppo AVM, dove va a tagliare gli stipendi dal punto di vista economico del 35% e anche le normative afferenti all'organizzazione del lavoro. Per 3 ore, dalle 10 alle 13, potrebbero non esserci mezzi CTV in circolazione, vale a dire né autobus, né tram, né vaporetti, con a rischio il ritorno a scuola. I lavoratori hanno infatti annunciato un'adesione massiva allo sciopero, con in contemporanea il corteo dei capitani e marinai al Tronchetto a Venezia, nei pressi del deposito delle motozattere, e quello degli autisti che alla guida delle proprie auto formeranno il serpentone delle quattro ruote dal Pertine San Giuliano per il rondò che terminerà al parcheggio di Porta Gialla a Mestre. Auspichiamo che le istituzioni, la regione, il comune, il governo, ognuna per la loro parte, debbano fare in modo da assicurare e garantire un servizio adeguato alla cittadinanza di Venezia e della terraferma e anche salvaguardare al contempo l'occupazione e il salario dei lavoratori che hanno fatto la loro parte. Lo sciopero di lunedì aprirà di fatto la settimana clou per le trattative, con l'audizione in regione sul piano trasporti prevista per mercoledì e la convocazione in prefettura di giovedì prossimo.